Sono Fabio Carboni dello shop online Sardosono e oggi siamo a Sarule, un centro in provincia di Nuoro, per parlare di olio. Sono con Mogoro Francesco, presidente della cooperativa olearia di Sarule. Buongiorno, la nostra cooperativa si chiama Cooperativa Nuraghe Eloe, è composta da una trentina di soci tutti del posto. Che tipo di oliva si coltiva? Le varietà principali sono la tonda di Sarule, che è proprio tipica nostra, e poi la bosana. Quindi la raccolta viene effettuata dai singoli soci manualmente, esclusivamente manualmente. Le olive vanno raccolte e tenute in ceste in plastica forate appunto per l'areazione e va macinato entro le 24 ore dalla raccolta. Bene, è una macinazione a freddo? A freddo, esclusivamente a freddo, con le ultime tecnologie disponibili praticamente. Se tu dovessi dire qual è la caratteristica principale dell'olio di questa zona? In termini di acidità è praticamente assente, non superiamo i valori di 0,20 di acidità. È un olio molto corposo, profumatissimo. Io ringrazio Francesco, presidente della cooperativa olearia di Sarule, per la sua disponibilità, e l'olio eccezionale di questa cooperativa lo troverete sul sardosono.com, che è lo shop online dei prodotti tipici e tradizionali sardi. Arrivederci. Grazie, arrivederci.